nel Brasile del sud sono andati i veneti della Piedemontana, sono andati anche i trentini. E andavano loro perché loro conoscevano la piccola proprietà, quindi sapevano tirar su una fazenda, un ranch, una fattoria, da niente, con l'esperienza di secoli, e quindi sono andati nel sud, si sono trovati il bosco, prima insomma, hanno dovuto dormire in cima alle piante, dopo si sono costruiti la baracca di legno, dopo hanno fatto la queimada, cioè hanno bruciato la terra, hanno cominciato a coltivare, e là, chi è arrivato là ha avuto grandissima soddisfazione perché buttava qualsiasi cosa, cresceva distante. In questo caso gli emigranti si pagavano il viaggio e arrivavano in Brasile attraverso vari posti, le ospedalerie, dopo arrivava il tecnico brasiliano che gli diceva qual era il loro lotto, e si trovavano una serie di difficoltà, appunto, come gli animali, soprattutto gli animali, gli indios. Anche là è un argomento molto interessante, il contatto, scontro con gli indios, uno scontro di civiltà, di culture, purtroppo. E invece ci sono stati i veneti che sono andati dopo allora, i primi sono partiti attorno al 74-75, i secondi sono partiti dopo l'88, e l'88 sono partiti perché c'è stata l'abolizione della schiavitù. Perché i Mori, sto che parlare del nome italiano, i Mori si partì per il nord e Gassà e piantagiò senza nessuno che coltivasse il caffè, e ora facciamo i veneti. L'AIA aveva il viaggio gratuito, però si trovava nelle stesse condizioni di schiavi, con una differenza però, che a differenza di quelli che erano andati nel sud, cioè dentro le foreste, questi qua avevano una cultura diversa, che erano legate anche al socialismo, che era da poco arrivato. Quindi i fazenderos, che erano molto severi, a un certo punto hanno dovuto mediare perché altrimenti ci lasciavano le penne. Questi sono due tipi di immigrazione. Poi c'è stata l'immigrazione argentina, che tante volte partiva dal Brasile e andava a finire in Argentina, ma molto spesso ritornavano perché là c'era un problema di cavallette, pensate, per degli insetti. E in Argentina andavano più liguri e piemontesi.